Ecco il filmato numero 2 riguardante la tomba numero 3, la tomba dei giganti numero 3 nel sito di Mesu e Montes presso Florinas. Allora, eccoci all'interno della tomba, sentiamo un po' cosa ci dice Francesco Carta. Allora, qui siamo all'interno, questo è stato purtroppo tutto rimaneggiato a sinistra e a destra per un utilizzo moderno dell'ambiente. Osservate la copertura che è ricoperta di fuliggine, perché chiaramente qui sono stati accesi fuochi chissà per quanto tempo. Abbiamo purtroppo il pavimento completamente devastato, quasi sicuramente accoglieva un focolare che doveva simboleggiare l'interno di una casa. A sinistra e a destra abbiamo questo bancone sopraelevato che erano gli spazi per contenere i defunti. Osserviamo qui a sinistra con una certa profondità, con altre nicchie che si sovrappongono e che creano degli spazi più alti per contenere anche questo un defunto. In questa superficie è chiaro che riposavano diversi defunti, perché qui siamo in epoca nuragica, quando la tomba è collettiva, quindi qui ce ne possono stare tanti. Abbiamo le canalette per lo scolo dei liquidi in cui poi si decompone il corpo, e a destra osserviamo un'altra cella adibita anche questa a sepoltura. Possiamo osservare un gradino che porta all'interno di quello spazio e ancora un ulteriore gradino che era di arredamento a questo ambiente. Le coperture sono quasi irriconoscibili, qui non c'è un soffitto ricostruito, e osservando verso l'esterno la parete a destra e a sinistra è stata assolutamente allargata e manomessa in epoca moderna.